Si cerca un uomo di circa 30 anni, pochi capelli, barba incolta e spalle tatuate. Per il momento questo è l'identikit della persona che ha tentato di violentare una donna nel parco dello Storga. La signora che ha raccontato la brutta avventura ai nostri microfoni è ancora sotto shock. Ha ripercorso quei brutti momenti cercando di ricordare il volto del maniaco che le è corsa dietro mentre stava facendo una passeggiata nel polmone verde a pochi passi dalla città. Adesso è caccia all'uomo. Il primo cittadino ha chiesto alla polizia locale di aumentare le pattuglie con servizi a piedi degli agenti, ma lo cercano anche polizie e carabinieri, seppur dalle informazioni ottenute al momento resta il mistero su chi possa aver cercato di aggredire la donna. Per quanto riguarda invece i servizi che abbiamo subito organizzato, servizi in borghese, in modo tale da monitorare questo parco che pur essendo poco manutenzionato però è molto molto frequentato, per cui ho dato ordine al nucleo di polizia giudiziaria di effettuare dei servizi in borghese anche facendo uso di personale femminile, proprio perché se questo maniaco dovesse ritornare a fare questi episodi sicuramente da perseguire con gli elementi femminili di questo comando potremmo essere molto più incisivi nelle indagini. Un episodio gravissimo, così lo ha definito il primo cittadino di Treviso, Mario Conte. L'appello in questo momento è quello di prestare attenzione cercando di non camminare in luoghi isolati.